Eccoci di nuovo con Luca Azzano Cantarutti, uno dei fondatori del movimento Noi Veneto Indipendente. Che cosa farete nei prossimi giorni? Beh, dopo l'apertura dei conti correnti che sono necessari per raccogliere i fondi per poter sostenere il referendum per l'indipendenza, Noi Veneto Indipendente, che raggruppa, come abbiamo detto, vari movimenti a favore dell'indipendenza del Veneto Indipendente, si prefigge di portare avanti quella che è la battaglia referendaria, quindi informare i veneti che c'è la possibilità di votare per la propria libertà, informare i veneti che è necessario per fare questo raccogliere dei fondi, sempre sotto il controllo ufficiale della regione, quindi non è che vengono dati a qualche comitato privato autogestito, assolutamente parliamo di cose ufficiali. Dopodiché il nostro obiettivo intermedio è quello di riuscire a celebrare quanto prima il referendum per l'indipendenza. Se questo non dovesse avvenire a breve, cosa che noi naturalmente ci auguriamo, comunque ci presenteremo alle prossime elezioni regionali per garantire che il percorso verso l'indipendenza non abbia delle battute d'arresto, ma anzi venga ulteriormente accelerato. Beh, diciamo poi che insomma, il referendum in Scozia vi ha dato indubbiamente un grande impulso nel continuare in questa battaglia. Certo, al di là dell'esito, ma comunque ha stabilito un principio fondamentale, che devono essere i veneti, nel nostro caso, così come gli scozzesi, a poter decidere del proprio destino. Noi vogliamo semplicemente che i veneti si possano esprimere. Dopodiché, quello che deciderà il popolo, naturalmente dovrà andare bene per tutti, e andrà bene certamente anche per noi. Grazie Luca Azzano Cantarutti e continuate a seguirci perché parleremo ancora di questo movimento.